Ferrando di Cornigliano, campionato di prima categoria Girone B. L'Impero Corniglianese ospita la Praese. Ai padroni di casa, la terzultima giornata, basta un solo punto per la meritata promozione e dopo aver osservato un minuto di silenzio in ricordo del dirigente praese Salvatore Longo, sugli spalti c'è già aria di festa, con la coreografia dei tifosi. Al 13° minuto arriva il gol che sblocca il match. Calcio di punizione per la Praese, batte degli innocenti per Tamai che riesce a sorprendere Cavallino e a buttarla in rete. Dopo 3 minuti la risposta dell'Impero Corniglianese. L'occasione passa per i piedi di Vassallo, che non riesce a riportare l'equilibrio. Alla mezz'ora ci provano ancora i padroni di casa. In area c'è Bettalli, che va alla conclusione di testa senza però bucare la rete. Ci riprovano al 34° con un calcio di punizione i ragazzi di Balbi. Batte Ferrara, ma il suo tiro è di poco sopra la traversa. A un minuto dallo scadere del primo tempo, l'arbitro di Varano concede un rigore all'Impero per un fallo di Sacco su Vassallo. Ed è proprio Vassallo ad andare sul dischetto e a pareggiare i conti. Si passa sull'1-1 al secondo tempo, ripreso e montato da Enrico Figus. E dopo 7 minuti di gioco c'è un'occasionissima in contropiede per l'Impero Corniglianese. La cavalcata sulla sinistra di Bettalli che cerca e trova Ferrara. Riesce a salvarsi ben 2 volte Caffieri. All'11° incertezza nell'area dell'Impero. Sembra lì per lì deciso a concedere il rigore di Varano, ma poi cambia idea. Il replay ci aiuterà a chiarire meglio. Si arrestano un po' i ritmi del match fino al 25°, quando in avanti per l'Impero c'è Bettalli, che però non c'entra il raddoppio. Sembrano accontentarsi del pareggio le formazioni in campo, conquistando entrambe un punto prezioso, soprattutto per l'Impero Corniglianese che può dare il via ai festeggiamenti per la promozione. Con questo pareggio di rimonta l'Impero Corniglianese conquista il punto che gli serviva per vincere un meritatissimo campionato.